Sono ormai 10 giorni che piove e oggi è domenica e c'è il sole, stranamente. Però i fiumi sono impraticabili, non abbiamo grosse alternative di pesca e quindi ci dirigiamo verso lo spot preferito dai pescatori della domenica, quali noi siamo, il laghetto sportivo. Oh cazzo, già vi vedo col ditino sul non mi piace, pronti a condividere il vostro disprezzo verso i laghi pago nei vostri gruppi social d'elite, dove, parafrasando il buon Elio e le storie tese, andate ad incrociare i vostri peni in segno di reciproca stima. Lago Terror ha fatto un video in un lago pago, guarda che sfigati. Ok, fermi tutti. È ora che vi rendiate conto che in questo panorama del cazzo che è la pesca in Italia, tutti siamo gli sfigati di tutti. E quindi ho voluto mappare tutte le tare cerebrali che abbiamo noi pescatori e la nostra diarrea di sinapsi. Attenzione! Tutto quello che vi dirò è frutto di un'approfondita ricerca nei peggiori gruppi social e non rappresenta minimamente la mia idea che ho sulla pesca e sul genere umano in generale, cioè che meritiamo l'estinzione di massa. Ed ecco quindi la tavola periodica dell'insulto alieutico. Ora vi dimostrerò come nel momento in cui sarete inquadrati in una di queste caselle, automaticamente starete sul cazzo a tutti gli altri. Sei in acqua dolce, quindi ti disprezzeranno tutti quelli del mare, ma contemporaneamente sei nel gruppo padellari, quindi romperai il cazzo a quelli di acqua dolce, ma che fanno catch and release. Ma non finisce qui, perché sei in un lago pago, quindi ti prenderanno per il culo tutti quelli che pescano in libra e in più peschi con il vivo, quindi sarai sul cazzo a tutti. Come dire, se vai a padellare in un lago pago, pescando con il vivo, che te devo dire? Te la sei andata proprio a cercare, Sei in mare, quindi a prescindere disprezzi il pescatore d'acqua dolce che ricambia il disprezzo. Sei un padellaro e quindi rompi il cazzo a quelli che fanno catch and release. Contemporaneamente peschi con i siliconici e quelli che pescano con le hard bites ti prenderanno per il culo perché le tue esche sono analtoi per ragazzine. Ma non finisce mica qui, perché se non sei capace di costruirti le tue esche da solo, i costruttori ti prenderanno per il pivello che spende la sua intera misera paghetta da spacciatore invece di adoperarti nell'antica arte del geppetto di sto cazzo. E in ogni caso il pescatore a mosca avrà sicuramente qualcosa da ridire. Sei in mare e con un gesto di superiorità sputerai sentenze del cazzo sui tuoi colleghi d'acqua dolce che magari vivono a Bolzano e il mare lo vedono solo su Google Maps. Vuoi fare catch and release con esche naturali vegan, che vuol dire che oltre a stare sul cazzo ai padellari, prendi i peggiori escrementi marci, li mescoli insieme come una sorta di alchimista dell'Italspurghi. E giustamente prenderai merda da chi pesca con gli artificiali di ogni tipo e ti dirà che non si può fare catch and release con le esche naturali perché i pesci, come Novella e Sasha Grey, ingoiano, che è un piacere. Potresti trovare conforto tra chi pratica il catch and release pescando con il vivo, ma questa categoria non esiste esattamente come il Molise. Ad ogni modo lo schema è stato abbastanza semplificato. Ovviamente potremmo aggiungere altre categorie trasversali come pesca dalla barca e pesca da riva o addirittura garisti e non garisti. Ad ogni modo, ci sono alcune categorie che comunque non rientreranno mai in questo schema perché sono così dei casi limite. Le donne possono pescare come, dove, quando e cosa vogliono e saranno comunque inondate da like, cuoricini e foto di membri maschili in erezione. E i pro staff, anche loro possono pescare come, dove, quando e cosa vogliono e saranno comunque inondati da insulti, bestemmie e foto di membri maschili in erezione. E potrei continuare all'infinito, anzi, se volete potete continuare voi inventando nuove categorie e nuovi insulti qui sotto nei commenti a questo video e ricordatevi che potrete scaricare la tavola periodica dell'insulto alieutico direttamente dal nostro sito web www.pescarefriuli.com. Ora che avete capito come funziona, andate pure ad insultare chi cazzo volete, mentre noi torneremo al nostro video sui laghi pago.